Casale che stiamo partecipando a un concorso per raccogliere fondi per 2 bambini che hanno problemi genetici. Stiamo facendo delle torte. Io sto preparando praticamente un pan di Spagna dove ho messo inizialmente la crema. Prima abbiamo fatto praticamente la bagna classica, quella là, acqua e zucchero, e ho aggiunto la crema pasticcera e ora praticamente ci sto sbriciolando dei amaretti per dare un tocco croccante, mettiamola così. Dopodiché vi faccio un altro strato perché poi giustamente dobbiamo fare lo strato per portarlo all'altezza e si mette in frigo in maniera tale che la torta si assesti e successivamente viene stuccata per levare tutte le imperfezioni. E dopo ancora praticamente facciamo una copertura con la pasta di zucchero per dare la definizione estetica e poi verranno applicate tutte le decorazioni varie in base giustamente al gusto. Praticamente tutta la torta sarà assemblata. Chiaramente qua ognuno di noi sta facendo un lavoro diverso, c'è chi la sta facendo magari a un piano, chi ha 2 o 3 piani, io perché ho fatto una base e sto creando altri 2 piani. Successivamente quando verranno strutturati, praticamente verranno messi uno sopra l'altro, verrà il momento della decorazione definitiva della torta, quindi verranno applicati, chi mette fiori, chi mette magari i drappeggi e poi ci vediamo più tardi, così vediamo quello che cosa ne esce fuori. Va bene? A dopo. Io sto preparando una torta con fragoline, crema pasticcera e pistacchio. Naturalmente sto facendo momentaneamente sto montando il pan di Spagna con la bagna, metterò la crema pasticcera, le fragoline. Quando la torta diventerà compatta e solida la chiuderò con la pasta di zucchero e farò tutte le varie decorazioni. Ci vediamo più tardi.